Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi, sabato 19 aprile. Ieri su numerose pagine Facebook è apparsa l'immagine di un cartello posizionato nei pressi di un cantiere, cartello patrocinato dalla città di Chioggia, firmato dal sindaco Mauro Armelao. Il cartello indica un punto di osservazione cantieri, invita ad osservare, segnalare, controllare, dispensare consigli, augurando una buona ispezione. Vista la firma, visto il logo del comune di Chioggia, si suppone che sia una nuova iniziativa del sindaco per far parlare di sé, visto che i like sono in picchiata e i commenti negativi sui suoi post surclassano quelli positivi, questi ultimi provenienti spesso e volentieri da profili fake. Ma per quanto poco possa essere costato, la spesa è stata effettuata dalle casse comunali, quindi deve essere stata approvata dalla Giunta, cioè il governo di Chioggia ha approvato l'acquisto e l'esposizione al pubblico di una presa in giro simile che mette alla berlina i cittadini e le attività commerciali che dai cantieri sono soffocate, in questo periodo poi sotto Pasqua, con alberghi i cui ospiti devono attraversare viali di polvere e casino per accedere, con cittadini che si sono ritrovati cantieri partiti in ritardo e lasciati impiantati per le festività. Si sta scherzando? I commenti dei cittadini sono a dir poco indignati, si sentono presi per i fondelli anche se qualcuno riesce pure a trovare la genialata e l'ironia. Non posso non collegare quest'uscita al salto dello squalo. È un'espressione in gergo televisivo che indica il momento in cui un progetto inizia il suo declino, pur andando avanti. Indica il tentativo disperato di attrarre l'attenzione con una trovata che dovrebbe essere sensazionalistica, ma diventa talmente tanto assurda e non raggiunge il suo scopo. Il salto dello squalo fu la puntata peggiore di Happy Days, da questa prende il nome, e segnò la fine della serie. Se tanto mi dà tanto. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Il torrente Agno ruggiva sotto il ponte gonfio per l'ondata di maltempo che da giorni flagella il Veneto. Giovedì sera, 17 aprile, Leone Nardon, 65 anni, e suo figlio Francesco, 34, stavano percorrendo via Terragli a bordo della loro auto, ma la strada ha ceduto all'improvviso, inghiottita da una voragine assieme a una porzione del ponte. Il veicolo è precipitato nel fiume. Per i due non c'è stato scampo. Le ricerche sono partite subito dopo l'allarme con l'impiego di squadre a terra del Comando Provinciale di Vicenza, soccorritori fluviali, sommozzatori, droni e l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco. Il corpo di Leone è stato recuperato venerdì mattina nei pressi del bacino di laminazione di Trissino. Poco dopo, sempre nel torrente Agno, in zona industriale di Valdagno, è stato ritrovato anche il corpo di Francesco. Entrambi sono vittime della furia dell'acqua, simboli di un'emergenza che ha colpito con violenza il territorio. Le operazioni proseguono per il recupero dell'auto, individuata dall'alto nei pressi di Cornedo. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Torniamo in Piazza Europa che, come prevedevamo, vedrà l'arrivo dei primi turisti cantierata, offrendo un non invidiabile biglietto da visita non solo della piazza ma di tutta la città.
Qui si trova ancora il capolinea dei bus e quindi i ragazzi che verranno a Sottomarina per passare un pomeriggio in spiaggia si dovranno fermare tra la polvere e la trascuratezza. Da qua non vedranno l'ora di andarsene, tra l'altro essendo zona rossa dovranno andare via per forza e in velocità. Un ottimo modo per svuotare la piazza. Una piazza in cui si affacciano comunque attività economiche che dal protrarsi del cantiere certamente non stanno traendo vantaggio. La piazza è un casino, tra bus che vanno e vengono, il cantiere della piazza, il cantiere del palazzo di fronte che con la sua mole massiccia incombe su tutto, l'ambiente non è certo accogliente, non è il posto in cui viene voglia di fermarsi, tutt'altro. Il cantiere della piazza una decina di giorni fa ha ripreso i lavori, ma si potranno concludere solo in modo parziale. Alcune parti resteranno in sospeso fino a quando il capolinea sarà spostato altrove. Si spera che il cantiere poi venga limitato alle parti ancora da terminare e venga tolto dove l'intervento invece sarà concluso, in modo da dare più aria alla zona, creando almeno un passaggio all'interno della piazza senza costringere l'utenza a spostarsi sulla strada tra le auto per uscire dalla piazza anche per raggiungere la vicina biglietteria. Sembra quasi una congiura quella che rema contro Piazza Europa e le sue attività, tra ordinanze, restrizioni e ora questo casino. A un centinaio di metri da Piazza Europa, ai bar del lungomare, sembra sia stata concessa la proroga all'orario di chiusura per un tot di date fino all'1, fino alle 2 in caso di eventi, in deroga al regolamento di polizia urbana. Le attività invece che insistono in Piazza Europa, seppur siano distanti in linea d'aria di più o meno un centinaio di metri, dovrebbero invece chiudere alla mezzanotte con il divieto tassativo di fare qualsiasi tipo di attività musicale. Sembra quasi che la nuvola di Fantozzi si trovi sopra questa piazza e voglia spopolarla, privando migliaia di turisti di un capolinea come si deve e affossando nel contempo le attività economiche. Ma chi vorrebbe remare contro una delle piazze più importanti di Sottomarina, punto nevralgico un tempo del divertimento dove si tenevano concerti e intrattenimento? Chi vorrebbe remare contro? E soprattutto, perché? Elisa, ma ho sentito parlare di questi topper che adesso sono in tendenza, ma cosa sono di preciso? Ecco Giorgia, questo è un topper in memory foam, memorizza la forma, torna un po' alla volta e ti farà un effetto proprio nuvola. Serve sia per ammorbidire un materasso all'interno, senti, prova a toccarlo, senti che morbidezza. Questa è la lente a memoria e senti il tessuto? Molto fresco anche, sì. È sempre il tessuto glacier che fa l'effetto fresco, istantaneo, dunque oltre a un effetto bello avvolgente il materasso risulterà molto morbido, non sentirai punti di contatto col materasso perché sentirai questo effetto proprio avvolgente. Il memory foam serve proprio per ammorbidire il materasso e farti sentire avvolta e coccolata. Con il tessuto, questo qua che fa fresco, per l'estate è l'eccellenza. Fantastico, da provare. Del servizio che abbiamo pubblicato l'altro giorno, in cui ci chiedevamo quanto si stesse rispettando il cronoprogramma per il quarto lotto delle asfaltature, ci è giunto un commento diretto palesemente alla giornalista. Che io sia giornalista o meno, poco importa, era comunque diretto a me avendo scritto io il servizio, in cui si accusava il testo di essere una sterile polemica. Sul testo ho esposto varie problematiche. La contestazione riguardava solamente l'intervento che si sarebbe dovuto fare in via San Giuseppe e, riportando le testuali parole, diceva: l'asfaltatura a tratti della via San Giuseppe effettuata con conglomerato bitumoso caldo a mezzo macchina vibrofinitrice, al massimo ci vorrà una giornata. Ebbene, non credo porti tanto disagio al turismo anche se l'asfaltatura venisse effettuata nei mesi cosiddetti turistici. Quello che suona strano in questo commento, lasciato logicamente in anonimato, è la competenza con cui si parla dell'intervento, il che restringe molto notevolmente la platea dei possibili autori. Un'idea di chi l'abbia scritto ce la siamo logicamente fatta, resta comunque il fatto che la critica ci ha accusato di fare sterile polemica. Di tutti gli altri interventi non ha comunque fiatato, ha tirato invece in ballo la Romea, di cui sembra che non parliamo perché, essendo di competenza di ANAS e non del comune di Chioggia, non potremo incolpare Armelao.
Il fatto è che a noi non interessa incolpare Armelao, interessa che i responsabili si prendano le proprie responsabilità. In fondo, a grandi ruoli corrispondono grandi responsabilità. Chi decide di governare una città deve mettere in conto che ci sarà chi farà attenzione alla correttezza del suo operato, soprattutto quando vengono lanciati specchietti per le allodole. Restando sulla critica relativa invece al servizio, del ritardo dei lavori del quarto lotto che dovevano terminare i primi mesi del 2025, carta canta, chi dovrebbe essere il responsabile se non l'amministrazione? Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Una misura importante, torna al contributo d'accesso quest'anno con delle novità rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno era la prima volta che veniva avviata la sperimentazione, non ha generato alcun tipo di problema per la città, anzi ha garantito degli importanti vantaggi in termini di numeri raccolti, di dati raccolti, anche di risorse che sono entrate nelle casse pubbliche cittadine, e quest'anno applicheremo il doppio delle giornate, una tariffa differenziata in base all'anticipo nella prenotazione, sempre per disincentivare l'arrivo all'ultimo momento. Il turismo giornaliero di per sé è un turismo che stressa di più la città rispetto al turismo pernottante ed è giusto introdurre delle misure che vadano in qualche modo a limitarlo o a equilibrare la sua presenza con i diritti di una città di essere vivibile, fruibile per i suoi residenti e per i suoi lavoratori. Parte oggi, 18 aprile, il contributo e accesso del 2025, continua la sperimentazione rispetto al 2024, 54 giornate rispetto alle 29 del 2024, doppia tariffazione per chi prenota in tempo la città fino a 3 giorni prima del giorno che ha scelto pagherà 5 euro, chi prenota negli ultimi 3 giorni e il giorno stesso pagherà 10 euro. Dobbiamo spingere il turista a prenotare per tempo la città, dobbiamo fargli dare un contributo perché è giusto per questa città così meravigliosa, ma soprattutto dobbiamo gestire i flussi attraverso questo sistema, perché questo è il vero scopo del contributo d'accesso. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 19 aprile, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Lasciate un like e continuate a seguirci. Ciao a tutti!